Il 3 novembre 1918 terminò la Prima Guerra Mondiale. Una guerra tremenda, una guerra che lasciò segni profondi in tutta Europa, in termini di perdite materiali, ma soprattutto umane. Si pensa che solo nel nostro paese perirono 650.000 giovani uomini, ragazzi, e pochi sanno che la maggior parte di questi rimase ignota. Per un motivo banalissimo, perché la piastrina identificativa di ognuno di essi era costituita da una strisciolina di carta inserita in una busta di bronzo. Strisciolina di carta che andava rapidamente persa, facilmente persa, in seguito appunto agli incendi, alle piogge, al fango, per cui la conseguenza fu che centinaia di migliaia di famiglie italiane non avevano una tomba su cui pregare il proprio padre, il proprio marito, il proprio figlio. E una tragedia che interessò non solo l'Italia, ma anche gli altri paesi. E fu proprio in Inghilterra che nel 1920 nacque l'idea di identificare un simbolo che rappresentasse tutti questi ignoti. E l'idea fece presa anche in Francia e sempre nello stesso 1920 questa idea fu proposta anche in Italia. Fu proposta da un colonnello dell'aviazione, un certo Giulio Douet. L'idea, ripeto, fu accolta favorevolmente, tant'è che in breve tempo fu proposto un disegno di legge, fu approvato in Parlamento e si diede incarico al ministro della guerra di organizzare il tutto, cioè di organizzare la raccolta di un certo numero di spoglie di soldati ignoti provenienti dai diversi campi di battaglia, tra i quali poi scegliere uno che potesse rappresentare tutti loro e da collocare all'altare della patria a Roma. E fu costituita una commissione speciale, costituita appunto da 7 componenti, da uno per ogni grado dell'esercito, dal generale al soldato semplice. Questa commissione indagò rapidamente nei diversi campi di battaglia e riesumò 11 salme. Queste 11 salme poi vennero portate all'interno della Basilica di Aquileia. Perché Aquileia? Ma perché bisognava dare risposta ad un problema grossissimo che c'era nel paese, cioè quello di giustificare tutti questi morti. Potevano essere questi ragazzi caduti, morti, per conquistare un pezzo d'Austria? No, certo, bisognava dare una motivazione più forte e questa era custodita nei resti archeologici, nelle testimonianze proprio che ci sono tuttora ad Aquileia. Cioè Aquileia custodisce quindi la testimonianza che quei territori, quella parte d'Italia, era da sempre appartenuta all'Italia stessa, non era un pezzo d'Austria. Ecco quindi che questi ragazzi non erano morti invano. C'era poi un problema da risolvere. Il problema era, ma chi sceglie tra questi 11 resti e quello prescelto? Venne anche in questo caso costituita una commissione alla quale furono fatte diverse proposte. A un certo punto sembrava che venisse scelta una contessa udinese, ma poteva essere una contessa a rappresentare centinaia di migliaia di contadini meridionali, della pianura padana, di operai delle fabbriche? No. E allora fu scelta una popolana, ci dicono le cronache del tempo, Maria Bergamas, una donna di Gradisca di Sonzo che aveva avuto un figlio, Antonio, che aveva studiato a Capodistria, si era diplomato maestro, ma al momento della chiamata alle armi da parte dell'impero austro-ungarico era scappato, era fuggito,
a Roma, aveva disertato e nel 1915, l'anno successivo, si arruolò nell'esercito italiano. Dovette cambiare nome, diventò Antonio Bontempelli e il 18 giugno del 1916, in seguito ad un'azione ardita, perì, cadde. Ma lui in questo modo era noto, però in questo caso intervenne il fato. Il fatto fu che il piccolo cimitero in cui egli venne sepolto fu bombardato. La sua salma fu sconvolta, divenne un ignoto. Ecco quindi perché venne scelta Maria Bergamas a scegliere tra le 11 salme quella prescelta. Perché suo figlio era di nazionalità austro-ungarica, aveva fatto una scelta di campo ed era morto ed era diventato ignoto. E all'interno della Basilica di Aquileia, il 28 ottobre 1921, e lei dovette fare questa scelta. Venne portata davanti alle 11 bare e dopo con un percorso molto, molto penoso si accasciò di fronte alla penultima, che diventò quella prescelta. Questa salma fu poi portata a Roma, fu portata attraverso un carro ferroviario opportunamente decorato, partendo dalla stazione di Aquileia, e arrivò a Roma. Arrivò a Roma però con un tragitto molto lungo, fermandosi in 120 stazioni, magari 5 minuti. Ed c'è un bellissimo documentario dell'Istituto Luce di quegli anni che ci dà il senso di questa operazione, dove si vedono le donne che stanno lavorando nei campi, che lasciano il loro lavoro, si portano vicino alla linea ferrata e gettano dei fiori sul carro ferroviario che trasporta il milite ignoto. Il 4 novembre ci sarà poi la tumulazione ufficiale a Roma, ma gli altri 10 che fine avevano fatto? Gli altri 10 ignoti, in contemporanea con la cerimonia di Roma, vennero tumulati dietro la Basilica di Aquileia, dove tuttora si trovano. Vediamo in questo pannello come fu ripreso l'avvenimento del 28 ottobre del 21 attraverso l'uso che se ne fece con il linguaggio delle vignette. Abbiamo volutamente lasciato da parte i testi più descrittivi, perché hanno una prosa abbastanza magniloquente, tipica dell'epoca, e ci siamo concentrati sulla forma di comunicazione delle vignette, che era estremamente moderna, per cui cogliendo le vignette prodotte in quella giornata o qualche giorno dopo, quando uscì la notizia, in 3 importanti quotidiani, in 3 importanti testate, abbiamo evidenziato cosa? Che la Domenica del Corriere presenta l'avvenimento nella sua immagine forse più nota, con Maria Bergamas nella Basilica di Aquileia che si accascia davanti alla 10ª bara, con una visione estremamente realistica e anche molto così coinvolgente dal punto di vista emotivo, con queste bracieri che portano lontano il fumo, la serie dei soldati, le autorità. Vediamo invece il Tempo, che ci propone un taglio decisamente molto più aggressivo nella comunicazione, mentre quello che noi abbiamo scelto, per essere anche il logo della mostra che vedete riprodotto poi in tutti i pannelli, è questo della Voce Repubblicana, perché esso ci trasmette un'immagine
non edulcorata della figura di Maria Bergamas, ma ce la presenta come la Madonna della Pietà di Michelangelo, che vedremo tra un po', ma anziana, non giovane, con il figlio, quasi un novello Gesù, sacrificato su quale altare? Ma sull'altare dei guadagni, delle figure che stanno già ampiamente arricchendosi sulla pelle di 650.000 giovanissimi che hanno veramente messo in ginocchio l'Italia, perché in quel momento era la meglio gioventù, quella che avrebbe dovuto spronare a un'evoluzione la nostra Italia da poco ricomposta. Qui notiamo molto bene come ci sia la sovrapposizione tra l'immagine della vignetta della Voce Repubblicana e la Pietà di Michelangelo. La differenza sostanziale, come dicevo, è nella figura del volto della Maria Bergamas, come viene interpretata da questo Natoli, che non si accascia sul corpo del figlio, ma guarda fisso negli occhi, diciamo, degli astanti, e come un giudice implacabile, perché hanno ucciso il suo fiore più bello. Vediamo qui il figlio Antonio, che è stato inserito in una bellissima teca originaria della seconda metà del XIX secolo, e davanti ad esso vediamo che c'è proprio una piastrina di riconoscimento di quelle che usavano, che venivano date ai soldati sul fronte. E vediamo, l'abbiamo tenuta in mano, è di una carta sottilissima in 2 piccole valve metalliche. Oggi si capisce subito come questo tipo di elemento di riconoscimento, di documento, potesse andare perso nelle condizioni climatiche, di pioggia, di fango, che i ragazzi al fronte vivevano in trincea, e quindi decisamente ben pochi poterono conservarla. Ancora un lavoro sulle vignette che a nostro avviso sono molto parlanti. Intanto la cartolina celebrativa, che è uscita praticamente in contemporanea con disegno di Barberis, vede queste madri, perché era la figura della madre fondamentalmente che è emersa in tutta la cerimonia del Milite Ignoto. La Dea a Roma che guarda questa scena di compianto, e l'Aquila di Roma, che sembra quasi un avvoltoio su questo feretro. E ancora un'altra madre che non partecipa alle cerimonie, vi sembra trasmettere quasi l'urlo di Munch, con invece il corteo degli ignoto militi che passa davanti a casa sua. Ovvio che queste madri non condividono le motivazioni della guerra, condividono il dolore che viene trasmesso a tutte le madri, a tutte le spose, a tutte le sorelle che persero i loro cari in questo conflitto immane. Io vorrei commentare questa immagine, che è molto interessante, è stata una stampa d'epoca, è un originale questo che si propone, con l'immagine di un trittico. Nella prima figura vediamo una madre che abbraccia un bambino di poco meno di 1 anno. Poi vediamo questo turbinio della guerra con cannoni, sembrano presi nei marosi del mare, soffocati e sprofondati in una turbine, questi ragazzi giovanissimi. E poi vediamo una madre anziana sotto un albero in gramaglie. Ora,
Se ci spostiamo un attimo di qua, vediamo la figura di Maria Bergamas, ma volevo leggervi il commento di Ilda Montesi Festa alla cerimonia, perché lei inizialmente avrebbe dovuto scegliere una bara e invece lasciò cadere il velo su quella bara e poi avanzò ancora e si soffermò, quasi sentendosi richiamare, sulla 10ª. E la 10ª fu quella che venne portata poi a Roma, fu il prescelto. Ilda Montesi dice questo: ella ha riveduto il bambino di poche ore, di pochi giorni, la piccola cosa incerta e tremante che le si attaccò al seno. Perché si è inginocchiata davanti alla seconda bara? Chissà, le sue viscere le hanno forse palpitato e sussultato, come nei remoti giorni divini, quando egli era dentro di lei, ed entrambi vivevano uniti, legati da un vincolo di carne viva, da un torrente di sangue vivo che li irrorava a vicenda? Ovviamente la testimonianza che abbiamo appena letto parlava della seconda, ma dalla seconda in fondo erano 11, ovviamente la seconda diventa la 10ª se tu la leggi da un'altra angolazione. Per la Maria Bergamas abbiamo voluto riprodurre il vestito che ha indossato in quella circostanza. Ora abbiamo anche una scena in cui lei è alla testa di tutte le madri che avevano perso i figli nella cerimonia proprio di Roma. Ed è una delle più eleganti. Quelle che sono in prima linea sono vestite molto bene. È probabile che abbia avuto anche qualche aiuto economico per poter avere un vestito di questa fattezza che noi abbiamo cercato di riprodurre in setta pura e in crespo di lana, perché non era consueto che una donna del popolo potesse presentarsi con un tailleur di questo livello. L'abbiamo riprodotto, abbiamo riprodotto anche il mazzo che indossa, che porta come un bambino quasi in chiesa, con dei crisantemi e degli altri fiori. La mostra di Castelfranco Veneto rispetto alle altre edizioni di questo evento culturale storico presenta numerosi pezzi che vengono qui proposti per la prima volta. Uno è il famosissimo bollettino della vittoria del generale Diaz. L'altro è questo è in ferro e l'altro è in bronzo con la vittoria sempre e il soldato morente sul fronte. Sopra di lui c'è una stella, quindi la proposta è già che lui sta entrando in una dimensione soprannaturale. Ed è la stessa epigrafe che si legge proprio sulla tomba che è stata ricavata all'interno dell'altare della patria. Dietro vedete due elmetti, un elmetto italiano, un elmetto austriaco, austro-ungarico e una bella immagine di arte di trincea, così come altri esempi sono presentati nella mostra, che praticamente illustrano la necessità anche per i soldati di far passare il tempo, che alle volte era molto lungo, soprattutto durante le giornate, perché gli assalti spesso venivano fatti di notte.
Al centro abbiamo la statua in bronzo, uno dei souvenir che sono stati fatti con la iscrizione Ignoto Militi, che riprende appunto quella dell'Altare della Patria di Roma, fatto dallo scultore Angelo Zanelli. È stata un'immagine che ha avuto un certo successo e qui lo vediamo in uno degli esemplari praticamente contemporanei. Sempre la Dea Roma lo vediamo per esempio in un battacchio, la vediamo riprodotta in un battacchio da portone, perché questa immagine evidentemente nello stesso periodo, negli anni 20, è stata ispiratrice di varie riproduzioni. C'è poi un nucleo molto interessante presentato qui per la prima volta di una collezione di immagini che riguardano proprio il viaggio del Milite Ignoto fino a Roma, alla Basilica di Santa Maria degli Angeli, la presenza del ministro Gasparotto, cui abbiamo anche dedicato un pannello perché fu una figura molto molto importante sia in quell'occasione che durante il ventennio, ma soprattutto durante la Seconda Guerra Mondiale e il periodo successivo, diventando lui primo ministro della Repubblica Italiana, primo ministro della Difesa e padre costituente. Molto interessante anche questa serie di cartoline così a nastro che rappresenta i sacrari della Nuova Italia. Una vera chicca è il frammento del binario realizzato a Graz nel 1910 della ferrovia su cui passò il convoglio del Milite Ignoto partendo dalla stazione di Aquileia. È un pezzo veramente importantissimo, è un pezzo originale, un altro dei pezzi originali che sono esposti nella mostra. Il periodo bellico e post-bellico ha dato luogo a espressioni d'arte estremamente diverse una dall'altra. Siamo passati da un recupero della classicità, un neoclassicismo, al liberty, al futurismo e a questo che è un futurismo cubismo. È un'opera su Faisite, probabilmente compensato, che richiama molto da vicino opere analoghe di artisti sia italiani che stranieri e che rappresenta una marcia di soldati praticamente, in questo caso sempre relativamente alla Prima Guerra Mondiale, ma francesi. È interessante osservare perché sembra di avvertire un clangore, il rumore che fanno nell'avanzata e nelle grida che si immaginano uscire da quelle bocche aperte per andare incontro al nemico. Chiaramente anche le motivazioni ideali che muovono questi artisti sono del tutto diverse da quelli che rappresentano invece la guerra, come il pittore Costantini, che vedremo tra un po', che invece ne coglie tutta la brutalità e la grande tragedia che essa rappresenta. Abbiamo parlato di Costantini. Giovanni Costantini fa parte del gruppo dei 25 della campagna romana, che poi fu un numero che venne ampiamente superato col passare del tempo, i quali facevano un tipo di pittura en plein air e ognuno poi passa da una forma di diciamo stereotipato paesaggismo a espressioni maggiormente aderenti alla storicità che stavano vivendo, e quindi lui è sicuramente un pittore di denuncia, e quindi ci presenta i soldati sciancati, stanchi, mentre stanno
rientrando dal fronte o sperando di poter entrare in un ospedale, oppure ci presenta la solitudine di uno che fu definito una spia. Ma guardate l'immagine centrale, che è famosissima, il piano d'attacco, ci sono i generali in un ambiente caldo, illuminato, che stanno decidendo la vita di migliaia di soldati, e fuori la morte se la ride con la sua falce che sta chiaramente cercando di rendere bella tagliente. Una delle opere più importanti è questa difesa che vediamo da questo lato, in cui i soldati sul Carso si presentano in questa trincea, uno vicino all'altro, è notte e in fondo un paese sta bruciando, e qui sotto questo soldato che vediamo prima da questo lato e poi nel particolare si gira e sembra dire: ma io che ci sto a fare qui? Perché devo morire? Per la prima volta vengono presentati nella sede di Castelfranco queste immagini che riproducono invece una serie di quadri realizzati da un altro pittore, che è Guido Aristide Sartorio. Diciamo che è stato uno dei capostipiti proprio di questo gruppo dei 25 della campagna romana, ma vedete come è estremamente diverso il taglio del racconto delle immagini relative alle sue esperienze durante la Prima Guerra Mondiale rispetto a quelle di Costantini. Lui ha un'immagine estremamente più epica, e lo testimonia anche l'involucro di questo cofanetto, mentre si indulge comunque a un paesaggio che, anche se è brullo eccetera, è indubbiamente un paesaggio quasi da film, e il suo taglio logicamente tendeva ad evitare i primi piani, dove avrebbe dovuto forse far vedere ferite, far vedere sofferenze, e a fare dei gruppi di insieme. Ecco, c'è un'abitudine per cui i moltissimi che non erano rientrati a casa venivano ricordati con dei diplomi alla memoria. Questo è uno di questo signor Luigi, che è qui ricordato, con una composizione estremamente neoclassica, e da questa parte, questa è la prima volta che vengono presentati nel corso della serie delle esposizioni di questa mostra, e questo viene un attestato con la medaglia che è concessa alla signora, forse la moglie o la madre, è una medaglia di gratitudine nazionale, ed è proprio il ministro Gasparotto che la concede alla fine della guerra. E da questa parte addirittura 2 medaglie, sempre a firma di Gasparotto. C'è anche la foto del soldato che viene ricordato, Zandonella si chiamava di cognome, è un'istituita a ricordo della guerra del 15-18, sempre firmata dal ministro. Vedete come si indulge sempre all'immagine della Dea Roma nella parte alta, perché c'è proprio il senso di appartenenza alla quella che è l'erede della civiltà romana. Prima avete sentito parlare di questa partecipazione popolare, ne abbiamo affrontato anche noi questo aspetto, proprio controllando sequenza dopo sequenza questo bellissimo documentario dell'Istituto Luce, Le vie del Gloria, che rappresenta proprio il percorso del Milite Ignoto con una sosta in più di 100 località,
in cui la partecipazione è stata davvero sensazionale. Scene come questa che qui vediamo riprodotte in questa immagine a colori, praticamente si sono manifestate ovunque e la cerimonia ebbe anche più successo, molto più successo di quello che in realtà coloro che l'avevano ideata si sarebbero aspettati. Quindi una cosa estremamente ricordata e ancora oggi è estremamente sentita. Abbiamo voluto dedicare, anche perché sussistono 2 grandi monumenti nel cimitero degli eroi di Aquileia, un approfondimento sul duca e la duchessa d'Aosta, perché la loro presenza nella nostra zona è stata molto molto importante. Alla duchessa abbiamo dedicato forse più spazio perché è stata a capo delle Crocerossine durante la Prima Guerra Mondiale, con cipiglio ma anche con idee estremamente innovative che hanno spronato queste giovani donne che si sono dedicate alla cura dei feriti, dei malati, perché le malattie che potevano essere contratte erano tantissime, e ha veramente sistemato una sanità che era proprio agli albori. Questa donna è stata indefessa nel darsi e a un certo punto, quando dopo finita anche la Seconda Guerra Mondiale, avrebbe potuto ritirarsi, tornare nelle sue terre, lei si è legata all'area di Napoli ed è rimasta in quella zona. Per cui abbiamo trovato un bellissimo articolo che diciamo è concentrato in questa immagine dell'illustrazione del popolo, perché lei lasciò per testamento che doveva essere sepolta vestita da crocerossina, non da duchessa, e non ha voluto né lacrime né fiori, solo 2 piccoli mutilati l'hanno potuta avvicinare sul letto di morte. Una cosa molto toccante, perché quella è stata la sua missione di vita che è stata assolutamente portata avanti anche con grande carattere. Al centro lo vediamo in un documento originale mentre si approccia con i gerarchi e Mussolini per poter chiedere dei soldi per migliorare la situazione degli ospedali e quindi pensare principalmente agli ammalati.